e che per risparmiare finiscono anche con lo spegnere l'illuminazione pubblica nelle ore notturne. Ma dalla regione sta arrivando nel Bassanese un'importante novità. In un periodo di ristrettezze economiche anche per le pubbliche amministrazioni, aveva comunque creato più di un malumore che per risparmiare i comuni spegnessero l'illuminazione pubblica dopo la mezzanotte. Altri metodi per risparmiare ce ne sarebbero. Uno di questi è ad esempio la riqualificazione degli impianti di illuminazione secondo canoni di risparmio energetico, un'operazione ora possibile grazie ad uno stanziamento della Regione. La Giunta ha stanziato oltre 800.000 euro per il Vicentino contro l'inquinamento luminoso. Di questi soldi 200.000 euro arriveranno nel territorio bassanese, rispettivamente quasi 50.000 euro a Bassano e a Roana e altri 50.000 euro a Romano de Zerino e Cartigliano. Secondo Finco, che è presidente della Commissione Ambientale del Consiglio regionale, questi fondi potrebbero essere utilizzati a Bassano del Grappa proprio per risolvere il problema dello spegnimento dei lampioni. 50.000 euro per un comune non sono pochi. Abbiamo iniziato proprio questa strategia sia per fronteggiare il problema dell'inquinamento luminoso, ma soprattutto per dare delle boccate d'ossigeno ai comuni in modo da permettere ai singoli amministratori cittadini di dare delle risposte concrete anche sul fronte della sicurezza, lasciando le nostre strade illuminate. Quella dell'illuminazione pubblica è una voce che pesa nei bilanci delle amministrazioni comunali, ma decidere di tagliarla è, secondo il consigliere regionale bassanese, inaccettabile. Si possono tagliare in tante altre cose, ma sulla sicurezza non si può togliere un euro. È una notizia appena